25 anni di Treviso, ricoverata a causa del West Nile, è grave, si tratta di una giovane immunodepressa per una pregressa patologia, scatta la disinfestazione. La tragedia di Conselve commuove il Veneto e l'Italia intera. Angelo Volpi, 42enne affetto da sindrome di Down, poteva salvarsi dal rogo che ha distrutto la sua casa, ma è rimasto accanto alla mamma per starle vicino come aveva fatto in tutta la vita. Minorenni che bevono spritz al bar prima di entrare in classe, la denuncia di un genitore alla polizia locale di Mogliano, il comune, ci sono controlli, li intensificheremo. Operazione all'alba per i carabinieri della compagnia di Cittadella, sgominata banda italo-albanese che gestiva un traffico di droga in tutta l'Alta Padovana, 5 arresti. Nuovo sfogo dell'ex magistrato Carlo Nordio in diretta 20:10 sul caso di Ciotti, ha detto se il PM di Agrigento si reca in visita alla nave ha il dovere di interrompere quello che ritiene un reato. Racket dei rifiuti presi da stranieri nei CERD della Marca, sequestrato dai vigili di paese un intero container in partenza per l'Africa. È partita a Venezia una raccolta fondi per presentare ricorso contro il provvedimento del comune che vieta la circolazione dei kayak nei canali della città. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali di Antenna 3. Avete visto qui al mio fianco il direttore generale dell'ULSS 2 della Marca trevigiana, dottor Benazzi, perché in apertura, l'avete sentito dai titoli, abbiamo questa notizia relativa ad un nuovo caso di West Nile in provincia di Treviso. Si tratta di una ragazza giovane ricoverata in gravi condizioni. Dottor Benazzi, buongiorno intanto, grazie per essere qui con noi. Che cosa è successo allora a questo nuovo caso di West Nile? Sì, è successo a una persona giovane, comunque ecco, noi ci teniamo a ribadire che questi casi di West Nile come dire, comprendono soprattutto persone che hanno ovviamente minori difese immunitarie. Anche in questo caso una persona giovane che ha il sistema immunitario depresso per altre patologie e quindi è chiaro che maggiormente sono esposti evidentemente a questa infezione, al West Nile, e quindi hanno più difficoltà a superarli in tempi brevi e quindi hanno bisogno di essere ricoverati. In questo caso la giovane è in rianimazione, ma noi speriamo ecco, che in tempi brevi esca, diciamo, una situazione di criticità per poi migliorare. Ecco, quel che è certo è che c'è grande preoccupazione nel territorio purtroppo per il continuo ripetersi in tutto il Veneto di questi casi di infezioni che hanno portato anche a parecchi decessi. Mi pare siamo a 13 nella nostra regione, se non sbaglio. Sì, certo, anche qui c'è una maggiore, credo, aggressività anche da parte delle zanzare, visto il clima. Molto ha influito quest'anno il clima caldo-umido, il fatto di avvicinarsi sempre più a un clima tropicale. Però continuo a ribadire, parlando anche con i miei collaboratori, che tecnicamente sicuramente ne sanno più di me, che diciamo, gli altri anni ecco, non venivano fatti gli esami serologici che vengono fatti oggi. Perché? Perché una persona che aveva una febbricola che di 37,8, 38 e durava 2 giorni, telefonava al suo medico curante e naturalmente veniva dato l'antipiretico, stava a casa e la cosa passava. Oggi invece, creandosi questo allarme, la gente chiaramente va dal medico curante, giustamente il medico gli manda a fare l'esame serologico, l'esame del sangue, e si trova la positività. Credo che anche il fatto di essere più attenti e di aver fatto più analisi in questo senso abbiamo trovato più casi. E diciamo che le persone che hanno meno difese immunitarie per patologie varie sono quelle più esposte. Ecco, quindi cosa possiamo dire, diciamo, a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento? Che cosa si può fare per proteggersi, oltre naturalmente ad evitare il più possibile di essere punti dalle zanzare? Beh, è chiaro che come tutti i repellenti che sono in commercio, chiaramente naturali, eccetera, vanno utilizzati. Bisogna evitare di uscire nelle ore serali o comunque la mattina, che sono le ore peggiori, diciamo, dal punto di vista dell'aggressione della zanzara. Perché tra l'altro è trasmesso non dalla zanzara tigre che punge tutto il giorno, ma dalla culex che certo, colpisce solo nelle ore, diciamo, serali. Esatto, oppure il primo mattino. E poi ovviamente nelle caditoie, quello che è già stato più volte detto, non lasciare la possibilità di deporre le uova e quindi poi di naturalmente continuare a proliferare le larve,
per cui quegli accorgimenti che devono essere utilizzati e che poi utilizzare vestiti chiari eccetera, che devono essere utilizzati e che ci preservano dalla puntura. Ecco, una febbriciatola in questo periodo deve dunque allarmare, dottore? No, non deve allarmare, poi io continuo a ribadire, noi abbiamo dei validissimi professionisti che si chiamano medici di famiglia, ai quali possiamo telefonare e sarà il medico di famiglia a decidere se è il caso di poi arrivare al pronto soccorso o comunque dallo specialista, perché il primo contatto è persona qualificata, è il medico di famiglia. Ecco, grazie dunque dottor Benazzi, grazie per essere stato qui con noi in questa prima edizione dei nostri telegiornali per parlare appunto di questo nuovo caso di West Nile con una ragazza, lo ripetiamo, di 25 anni, quindi una ragazza giovane che si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Grazie dottore, a lei, buona giornata anche a lei. Noi proseguiamo il telegiornale con la notizia della tragedia di Conselve, notizia che ha commosso il Veneto e l'Italia intera. Anziana mamma e figlio disabile sono morti abbracciati nell'incendio della loro abitazione, rogo provocato da un cortocircuito. Angelo Volpi, 42 anni, affetto da sindrome di Down, viveva con l'anziana madre Rosa Lamberti, di 86 anni. Il figlio, quando si è accorto dell'incendio, ha urlato aiuto dalla finestra. Quando si è reso conto che il fuoco ormai stava distruggendo tutto, Angelo, esausto, si è steso a fianco della mamma, forse nell'ultimo estremo tentativo di aiutarla e di starle vicino come aveva fatto per tutta la vita. Conselve dunque è un paese in lutto, tutti conoscevano la famiglia ed il giovane Angelo ed erano molto affezionati, forse poteva salvarsi ma non lo ha fatto, è rimasto lì abbracciato alla mamma fino alla morte. Sentiamo le testimonianze di chi conosceva questo ragazzo e la sua mamma in paese. Una grande perdita per tutto il paese perché era amato da tutti, era amato perché lui si faceva amare, era simpaticissimo, conversava con tutti, aveva sempre bisogno di socializzare lui doveva sempre essere, e aveva un'amica che lo veniva a prendere, un'amica insomma che a una certa età, ma lei si era tanto dedicata e lui era affezionatissimo e uscivano, andavano a mangiare assieme. Angelo Volpi aveva le stesse buone abitudini di altri conselvani, la messa domenicale, l'aperitivo al bar il venerdì sera e al sabato mattina per la colazione. Al Crazy Bar la titolare Veronica è sconvolta, con Angelo si conoscevano da decenni. Volpi, da un adulto, viveva circondato da una ottima rete sociale, oltre alla mamma, dalle famiglie dei suoi 3 fratelli e dalla struttura ANFAS La Lambicco. Venivano a prenderlo con il pulmino ogni mattina e lo portavano a casa verso le 4, 4 e mezza. Ecco, allora lui arrivava, andava a fare il suo sonnellino, la sua finestra era là, allora si mi vedeva passare, Mariangela, andiamo a Cappuccino, perché amava la gente. Lui andava a dare la mano a tutti, chi sei? Sei sposato? Oh, ma di una simpatia, furbo, era uno straordinario, era. E ti dava, perché ti dava la vita, ne aveva tanta, e ti dava la vita. Della categoria era unico, simpatico, vivace, affettuoso. Chiacchierone! Il sospiro della signora Mariangela oggi è quello di tutti i conselvani, ai quali resta, sulla parete del bar, il ricordo di Angelo Volpi che, a modo suo, volle stringere le mani a Papa Bergoglio. Ha saltato le barriere per andare a abbracciare il Papa ed è fotografato così al bar. Allora io l'ho trovato, Angelo, ma sei andato a salutare il Papa? E cosa ti ha detto di me? Che ti vuole bene, mi ha detto, come se il Papa mi conoscesse, no? Era a dire che ti vuole bene, mi ha detto. Torniamo ora in provincia di Treviso, a Mogliano Veneto, con una notizia che sta facendo molto discutere. È stato un genitore a segnalare via mail al comune di Mogliano un bar che avrebbe servito degli alcolici a dei minorenni prima di entrare in classe, proprio ieri nel primo giorno di scuola. Il sindaco Carola Arena chiede subito quindi la massima attenzione ai gestori, continua
continueremo a tenere sotto controllo la situazione come sempre, dice il sindaco di Mogliano, ma è importante che i gestori siano parte attiva nell'identificazione dell'età esatta degli avventori per evitare la somministrazione di bevande alcoliche a minori e quindi anche a pesanti conseguenze per le loro attività. E questo quindi il commento del sindaco Carola Arena alla segnalazione di una somministrazione di alcolici a minori nel primo giorno di scuola, segnalazione avvenuta da parte di un genitore con una mail alla polizia locale. Sicuramente, dice il sindaco, faremo in modo di chiarire quanto accaduto, anche se in questi casi è determinante poter identificare l'avventore e la sua età nel momento in cui appunto si è verificato il fatto. Già lo scorso anno 2 locali del centro di Mogliano sono stati sanzionati con 250 euro per aver somministrato bevande alcoliche ad un minore e ad una persona palesemente già ubriaca, mentre nel 2016 è scattata la denuncia perché chi consumava alcolici aveva meno di 16 anni. Lo ricordiamo, infatti la normativa è particolarmente severa. Il recente decreto sicurezza prevede per chi somministra alcolici a minori di 18 anni una sanzione che va dai 250 ai 1000 euro, che diventano da 500 fino a 2000 euro con una sospensione di 3 mesi dell'attività della licenza. Appunto, se invece il minore ha meno di 16 anni oppure se si tratta di una persona con evidenti handicap mentali, scatta anche la denuncia penale con possibile arresto fino ad 1 anno. Ci spostiamo ora a Vicenza, a Campomarzo, e con il dilagante spaccio e consumo di droga. In Campomarzo, appunto, nonostante le giostre della fiera, i tossicodipendenti continuano a frequentare il parco. Quelle che vi mostriamo sono delle immagini shock di un video girato in pieno giorno tra famiglie e bambini. Vediamo. La maledizione di Campomarzo, la dannazione del parco di Vicenza ha un nome: droga, e attorno, come un'erba cattiva, infestante, prospera un mercato velenoso che attira pusher e tossicodipendenti. Nemmeno le giostre della festa dei 8 sono riuscite ad allontanare questi personaggi minacciosi, portatori di degrado. Ecco un video scioccante girato in pieno giorno, ve lo lasciamo guardare e ascoltare. Avete visto? Incredibile! Davanti al bruco mela, di fronte ai bambini che nel video si sentono ridere e parlare senza preoccuparsi dello spettacolo indecoroso che sta dando, un tossicodipendente in compagnia dei suoi amici si buca senza ritegno. Questa è l'ennesima dimostrazione che bisogna assolutamente intervenire con decisione e che i vicentini, quando non passano volentieri da Campomarzo, non lo fanno per un problema di insicurezza percepita, ma per un problema di insicurezza reale. Sarebbe il caso che l'esercito e le pattuglie della polizia locale continuino a girare per tutto il parco in continuazione, senza sosta, per non dare punti di riferimento ai pusher e ai tossicodipendenti. Quella che deve iniziare prima di subito è una guerra senza tregua alla droga, una battaglia per riconquistare Campomarzo. Nel Padovano ora con un'operazione dei carabinieri di Cittadella che hanno sgominato una banda italo-albanese dedita al traffico di droga. Operazione antidroga alle prime ore del mattino per i carabinieri di Cittadella con l'ausilio dell'unità antidroga del nucleo carabinieri cinofili di Torreglia. 5 gli arrestati, 3 in carcere, 2 domiciliari. La banda, composta da italiani e albanesi, si dedicava allo spaccio di cocaina e marijuana, crimine che fruttava oltre 100.000 euro al mese e che li vedeva operare nell'Alta Padovana, nel Trevigiano e nel Veneziano.
Tutti i bambini hanno diritto di andare a scuola, così il governatore del Veneto Zaia chiude sul rischio che un bimbo di 8 anni che ha combattuto contro la leucemia resti escluso perché in classe ci sono dei bambini non vaccinati. Leggere di bambini che devono rimanere fuori dalle classi, Novax, si crea... I bambini devono andare a scuola, poi si applicano le leggi, se la legge dice che bisogna essere vaccinati bisogna vaccinare, però è pur vero che i bimbi hanno il diritto di andare a scuola. Il piccolo di 8 anni, così forte da sconfiggere la leucemia, tra i banchi di scuola vuole tornare. È il suo pieno diritto di riscoprire la normalità, ma lo scoglio di trovarsi al fianco compagni Novax mette in pericolo la sua salute. Il caso è esploso dopo il racconto della pediatra trevigiana spinge a una soluzione immediata. È la stessa legge a prevedere la tutela dei bimbi immunodepressi. Quindi Andrea non dovrebbe finire nella classe prevista, che ha 5 alunni non vaccinati, e tantomeno nell'altra sezione, che ne ha 3. L'obbligo vaccinale in Italia c'è sempre stato, tranne che in Veneto. Quindi anche questa suggestione, la Lorenzin ha introdotto l'obbligo vaccinale, no, ha introdotto la coercizione e le multe, l'obbligo c'era anche prima. Però io dico, se con l'obbligo vaccinale, tranne in Regione Veneto, vedi che le performance vaccinali non ci sono, forse ti devi porre il problema che il problema non è quello di spingere ancora di più, ma di dialogare. E potrebbe essere proprio questa la soluzione, parlare con le famiglie, come dice il governatore. Per ora il bimbo che ha sconfitto la leucemia sarà seguito da una maestra a casa, poi si sceglierà per lui la soluzione migliore, fa sapere il provveditore. Magari intanto le famiglie Novax si saranno convinte a vaccinare i figli per la loro salute ed evitare le multe. E continuiamo a parlare di scuola con un caso che a Mestre sta facendo discutere. Nella scuola elementare ci sono tantissimi bambini stranieri, soprattutto cinesi e bengalesi, e così viene formata una classe con soli bimbi italiani. Ci aggiorna Anna Maria Parisi. Sì, buongiorno da Mestre, dove si sta discutendo ampiamente del fatto che un'intera classe scolastica sia stata composta solo da bambini italiani, dove è successo, accade in una scuola elementare appunto di Mestre, alla Cesare Battisti di via Cappuccina, dove molte famiglie italiane hanno deciso di rinunciare al tempo pieno per i loro bimbi, vista la presenza di altrettanti bambini di nazionalità straniera, anzi molti di più i bambini di nazionalità straniera, con gli stessi che per il tramite naturalmente dei loro genitori, non sapendo parlare l'italiano o parlandolo poco e male, hanno manifestato l'esigenza di formare una classe di soli stranieri. Il risultato qual è stato? È che sono state le stesse famiglie di italiani a chiedere venisse formata una sola classe di bimbi italiani. Perché? Perché i bimbi di nazionalità straniera, per lo più cingalesi, bengalesi e cinesi, superano in gran parte i locali. In che misura? Con un tetto che in alcuni casi arriva anche a punte che toccano il 90%. Così come alla Cesare Battisti, anche a Marghera, alla Grimani e alla Silvio Pellico. E per il momento è tutto da Mestre, restituisco la linea allo studio. Nuovo sfogo dell'ex magistrato Carlo Nordio, che ieri sera in diretta a 20:10 sul caso Diciotti ha detto: se il PM di Agrigento si reca in visita alla nave ha il diritto di interrompere quello che ritiene un reato, perché non lo ha fatto. Sentiamo un estratto della trasmissione. Il pubblico ministero di Agrigento che ha contestato al ministro Salvini il reato di sequestro di persona, è andato a visitare la nave dei sequestrati e sì, sotto la televisione eccetera. Ora il codice di procedura penale dice che la polizia giudiziaria e il pubblico ministero che ne è il capo hanno il dovere di evitare che il reato venga portato a conseguenze ulteriori, cioè hanno il dovere di interrompere, di impedire il proseguimento del reato. Ora io non riesco a capire come mai, se questa azione di Salvini avesse costituito, fosse reato di sequestro di persona, il magistrato abbia continuato sotto i suoi occhi a lasciare che le cose stessero come stavano. Certo. Avrebbe potuto, ma direi dovuto, sequestrare lui la nave con un sequestro giudiziario, un sequestro preventivo, insomma un sequestro suo, e liberare gli ostaggi. Cioè, sarebbe stato come se io avessi trovato un sequestrato in casa, fosse andato a guardarlo. Ripeto, è un dovere del PM evitare che il reato venga portato a conseguenze ulteriori. Questa è una domanda che fino adesso non è stata posta.
Bufera sull'assessore all'istruzione nel comune di San Stino di Livenza dopo il suo post nei confronti del ministro Salvini. Sentiamo. La sedia elettrica è stata abolita, signor ministro. La frase è stata scritta su Facebook da Valentina Pavan, assessore all'istruzione nel comune di San Stino di Livenza, retto dal centro-sinistra, commentando una frase scritta dallo stesso ministro dell'Interno sul suo profilo. Indagato per sequestro di immigrati, scopriamolo insieme, aveva scritto Salvini, allegando il filmato con l'apertura della busta della procura. Reazioni sdegnate dalla Lega, a partire dal vicepresidente della Regione Veneto Gianluca Forcolin, spropositate invece secondo il sindaco Cappelletto. Mi pare che si stia montando un caso di fronte a un commento che sicuramente è inopportuno, fuori luogo, nel quale l'assessore si è pubblicamente scusata, del quale insomma sicuramente non è nel suo modo, nel suo stile, insomma chi la conosce e chi insomma, ha modo anche di seguirla sui social, visto che questo è un canale insomma, nel quale molte volte veicolano le informazioni, mi pare non sia abituata solitamente a questi toni, per cui lei si è scusata giustamente per l'inopportunità, insomma il tono sbagliato sicuramente di quello che ha detto, dopodiché insomma, mi pare insomma, che i toni insomma, con i quali si stia cavalcando questa situazione, secondo me insomma, sono un po' fuori luogo ecco, rispetto a quella che è l'episodio, che come dicevo non va assolutamente né giustificato né tollerato. Secondo il primo cittadino sono altri i temi a cui bisognerebbe pensare. Io l'anno scorso ho vissuto un periodo che tutti ricorderanno particolarmente acceso, diciamo così, uso questo termine, nel mio territorio in relazione all'apertura di un centro culturale islamico, e non mi pare che nessuno si sia mai sentito in necessità insomma, di prendere distanze su posizioni e su atteggiamenti che sono stati ben oltre insomma, i commenti su Facebook, che ce ne sono a decine insomma, che possono essere visti nei confronti del sindaco, per cui insomma, ecco, capito l'errore, secondo me è giusto riconoscerlo, ribadirlo. Il post è stato comunque rimosso e l'assessore ha chiesto scusa. Lei ha rilasciato una dichiarazione nella quale giustamente ha ritenuto opportuno scusarsi, nella quale insomma, ha riconosciuto che il commento sia inopportuno e offensivo, in primis ovviamente nei confronti del ministro, e ovviamente impegnandosi non solo di non farsi più trascinare magari in toni che magari sui social sono ovviamente più pesanti, ecco. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, a tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione, la prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora delle Olimpiadi invernali con le ultime affermazioni del presidente del CONI Giovanni Malagò. Non c'è niente da aggiungere a quanto riferito martedì dal sottosegretario Giorgetti. Oggi ho letto qualche interpretazione, ma non ho nulla da aggiungere. Lo stesso Giorgetti ha sottolineato che si sono fatti passi in avanti e che ci sono più certezze che dubbi, così appunto Giovanni Malagò, presidente del CONI, facendo il punto sullo stato dell'arte della candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. Sulla candidatura unita Malagò precisa: non è un messaggio a nessun sindaco, sono molto sereno, credetemi, come ha detto Giorgetti, sono molto più certezze che dubbi, poi vedremo, ma il tempo però sta per scadere. Il numero dello sport italiano specifica che è giusto che se ne parli anche per rispetto dell'esecutivo e della parte politica, tuttavia aggiunge aspettiamo ancora qualche giorno. Le sue parole questa mattina alla margine di un'inaugurazione a Roma. E proseguiamo ora con la cronaca dalla provincia di Treviso per parlare del racket dei rifiuti presi ai CERD, perché è stato sequestrato dai vigili di paese un intero container in partenza per l'Africa. Sentiamo.
2 tonnellate di rifiuti stipati in un container pronti per essere spediti in Africa, materiale che era stato portato nei CERD del Trevigiano per essere buttato e che invece un 55enne originario del Burkina Faso aveva accatastato sotto una baracca in via Ungarine a Castagnole, una sorta di discarica temporanea in attesa di inviare il materiale in patria in Africa e non per solidarietà. Il carico, come ha poi appurato la polizia locale di paese, sarebbe entrato nel flusso gestito dal racket dei rifiuti attraverso il porto di Genova. Avrebbe fruttato al 55enne, cioè un guadagno. Sono stati dei cittadini a segnalare ai vigili il grosso quantitativo di materiale stipato sotto la tettoia. Elettrodomestici, biciclette, abiti, giocattoli, rifiuti posti ora sotto sequestro, mentre lo straniero è stato denunciato. Dalle indagini risulterebbe che era a capo di una rete di immigrati che presidiavano gli ecocentri della Marca per recuperare quanta più roba possibile. Non è la prima volta che la polizia locale di paese compie un'operazione di questo genere. Già in passato era riuscita a bloccare un container arrivato al porto per essere imbarcato. E torniamo ora a parlare del divieto a Venezia, centro storico, di navigazione per i kayak. È partita infatti nella città lagunare una raccolta di fondi per presentare ricorso. Ci aggiorna in diretta telefonica da Venezia Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Venezia. Dopo il divieto dei kayak in laguna c'è stata una mobilitazione contro il provvedimento comunale. La prima a prendere iniziativa è stata la Venis Kayak SRL e ora anche Venezia Sport and Culture Edu Kayak e il maestro di canoe, il famoso Marco Ballarin, che hanno deciso di organizzare un ricorso formale al TAR del Veneto contro l'ordinanza che, come sappiamo, prevede il divieto di poter girare a Venezia in canoa. Ma per sostenere le spese, che costerebbero circa 3.000 euro, è stata lanciata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. Il divieto è stato introdotto da un giorno all'altro, raccontano, senza alcuna consultazione con le remiere, le associazioni e le altre parti interessate. E il comune ha vietato i kayak nei ri della città, lasciando scorazzare invece i taxi continuano e le altre grandi imbarcazioni a motore liberamente. Nemmeno i residenti della città possono girare più per i canali. La nuova ordinanza, lo ricordiamo, è entrata in vigore all'inizio di agosto e specifica che in Canal Grande, il canale di cannareggio nei ri del Sestiere di San Marco e negli altri ri e i canali dove sono attivi i servizi di trasporto pubblico è vietata la navigazione di determinati natanti, dunque come i pattini, i pedalò, le canoe, le tavole a remi e appunto i kayak. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. E siamo giunti al termine di questa edizione, vi ricordo tra pochissimo torna nuovamente ore 13 con la CGIL risponde, si parlerà delle prossime scadenze fiscali, occhio quindi alle spese, in studio Monica Giomo, Graziano Basso e Anna Caretta. E poi questa sera appuntamento subito dopo i telegiornali con 20:10, ospite di Ferdinando Avarino, il sindaco di Treviso Mario Conte. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, buon pomeriggio. Ben ritrovati al meteo, prime crepe all'anticiclone, va aumentando la copertura nuvolosa sulle nostre regioni. Ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da più nubi rispetto ai giorni scorsi su tutta la regione. Cielo a tratti coperto, tuttavia sarà piuttosto basso il rischio di precipitazioni. Diamo uno sguardo alle temperature previste. Le minime saranno comprese tra i 18 e 20 gradi. Valori massimi in lieve calo, oscillanti tra i 26 e i 28 gradi. Passiamo ora al Friuli Venezia Giulia. Cielo coperto oggi su questa regione, ma il tempo si manterrà sostanzialmente asciutto ovunque. Possibili foschie mattutine sulle aree pianeggianti. Vediamo anche le temperature previste in calo. Le minime saranno comprese tra i 18 e i 19 gradi. I valori massimi invece saranno oscillanti tra i 26 e i 28 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso nella giornata odierna su questa regione, tuttavia non sono previsti fenomeni particolarmente degni di nota.
Diamo uno sguardo anche alle temperature. Le minime risulteranno intorno ai 17 gradi. I valori massimi invece oscilleranno tra i 29 e i 32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.